Ha preso nome Fronte Mare l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, al termine della quale un triestino è finito agli arresti domiciliari, indagato per emissioni di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Il tutto parte da una denuncia per truffa sulla vendita di un autoveicolo fra privati, per arrivare ad una vorticosa triangolazione di false fatturazioni inerenti alle ristrutturazioni e successive rivendite a privati di una serie di appartamenti vista mare di un lussuoso complesso residenziale di Jesolo, The Beach House, che coinvolgeva due società e il triestino, che si fingeva project manager. L'indagato era già gravato da ben 8 pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di estorsione. A suo carico gravi indizi di reato sono emersi da accertamenti bancari, dagli esiti di perquisizioni locali, nonché da numerose testimonianze. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato in via preventiva somme di denaro pari a 1,5 milioni di euro nei confronti dei soci e degli altri rappresentanti legati alle altre due imprese di Jesolo, operanti nel settore immobiliare, beneficiari ultimi della frode concretizzatasi nel periodo 2017-2020. I provvedimenti sono stati adottati dal giudice Massimo Tommasini su richiesta del PM Lucia Baldovin.